TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 4:45 di oggi per un camion finito rovesciato che trasportava barbabietole lungo la strada statale 309 Romea al chilometro 123.90, ferito l'autista. I vigili del fuoco, accorsi da Mestre con un'autopompa e un'autogru, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l'autista rimasto incastrato. L'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM. Sul posto la polizia locale per l'accertamento sulle cause del sinistro e la gestione della viabilità. Il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico per consentire la rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi e la messa in sicurezza della strada. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 6:45. Informare, sensibilizzare, prevenire. Sono questi gli obiettivi cui è teso anche quest'anno il progetto Off Limits, che da oltre 20 anni vede l'amministrazione comunale di Jesolo a fianco dell'ULSS 4 Veneto Orientale a tutela di giovani e giovanissimi. L'iniziativa sviluppata dal SERD e coordinata quest'anno dal dottor Tiziano Sartor ha confermato la sua importanza. Più di 1000 alcol test effettuati e oltre 3.500 ragazzi che si sono interfacciati con gli educatori del progetto tra maggio e agosto. Gli esperti dell'azienda sanitaria hanno avviato l'attività nel mese di maggio, posizionandosi con i loro camper all'esterno delle discoteche Murete Kings, ai quali poi si è aggiunto Vanilla, con la disponibilità di SILB FIPE, il sindacato interprovinciale che riunisce e rappresenta discoteche e locali da ballo associati a Confcommercio. Il progetto ha poi interessato l'intero litorale veneziano. Parliamo dell'81esima mostra del cinema di Venezia. Nella giornata di oggi, mercoledì 4 settembre, i protagonisti più attesi sono Lady Gaga e Joaquin Phoenix, attesi al Lido di Venezia dove è in programma il film Joker Folie à deux di Todd Phillips, film in concorso. Sempre per quanto riguarda le pellicole in concorso alla mostra, è la volta anche del quarto dei 5 film italiani in gara. Parliamo di Diva Futura di Julia Louise Steigerwald, un film incentrato sulla figura di Riccardo Schicchi e delle stars del suo impero del porno tra gli anni 80 e 90. In competizione inoltre tra i film anche la pellicola Jouer avec le feu delle sorelle Delphine e Muriel Cullen, che parla del conflitto che nasce tra un padre e un figlio quando il giovane entra a far parte di un gruppo violento di militanti dell'estrema destra. Parliamo di una bella iniziativa promossa dal Comune di Milano che annuncia l'avvio del progetto A Scuola di Maglia per offrire uno spazio di aggregazione e condivisione attraverso un'attività creativa e tradizionale come appunto la maglia. Studi scientifici dimostrano che attività come il lavoro a maglia possono ridurre lo stress, migliorare la concentrazione e favorire una maggiore connessione sociale, elementi chiave per una vita equilibrata e soddisfacente. Il corso A Scuola di Maglia avrà inizio il 9 settembre e si terrà ogni lunedì dalle 15 alle 17 presso la Barchessa di Corte Herrera in via Bastiafuori numero 58 a Milano. La partecipazione al corso è gratuita, ma richiede l'iscrizione anticipata per garantire una gestione ottimale degli spazi e dei materiali. Gli interessati possono iscriversi contattando l'associazione AITSAM all'email aitsamvenezia@gmail.com. La vedete in sovraimpressione e questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.